Siamo con Cristiano Corazzari, assessore regionale fra le altre cose alla pesca. Oggi è un giorno importante perché qui ci sono gli stati generali, finalmente siamo arrivati all'appuntamento così atteso. Appuntamento importante, molto atteso e che arriva dall'ultimo appuntamento che c'è stato in Veneto che era nel 2014, quindi diciamo è anche l'occasione per programmare quelle che sarà l'attività futura, le strategie future della Regione del Veneto nel settore della pesca, anche alla luce del fatto che siamo alla vigilia della prossima programmazione del FEAMPA, lo strumento che utilizza i fondi strutturali europei nella pesca e nell'acquacoltura. È chiaro che viviamo un momento di particolare difficoltà per quanto riguarda la pesca, veniamo da un momento del post pandemia, 2 anni che hanno sconvolto la filiera legata al mondo della pesca, pensate solo a ciò che è successo con la ristorazione e a seguito di questa poi gli eventi drammatici a livello internazionale che hanno portato a un aumento delle materie prime, in particolar modo il caro gasolio che rende difficile la vita ai nostri pescatori che per uscire in mare devono sostenere dei costi alle volte appunto non sostenibili. In questo è anche quindi il momento per significare una vicinanza al mondo della pesca che deve essere concreta attraverso interventi, sostegni sia nell'ambito di quelli che sono progetti e programmi che vanno condivisi, ma soprattutto per riuscire a contrastare questa emergenzialità. È proprio di ieri l'approvazione di un ulteriore sostegno al mondo della pesca a livello governativo. Noi qui avremo anche la presenza delle istituzioni europee. Quello che vogliamo far capire è che sul mare Adriatico, sull'Alto Adriatico in particolar modo, occorrono delle politiche che siano peculiari, cucite come un abito sartoriale e che permettano ai nostri pescatori di portare avanti quel concetto di sostenibilità non solo ambientale ma anche occupazionale ed economica, quindi di avere una visione di fiducia nel futuro e di poter guardare ai prossimi anni come anni in cui si riprenda e si riparta e non ad ulteriori diminuzioni della loro attività lavorativa. Oggi siamo a Chioggia, domani saremo a Pila, quindi nel delta del Po, dove c'è un altro problema che si aggiunge, che è quello della siccità, la risalita del cuneo salino, i problemi per l'acquacoltura, insomma i temi uno arriva dietro l'altro. Fra l'altro è stato dichiarato lo stato di emergenza questa notte. Cosa si può prevedere per questo mondo della pesca a 360 gradi? Beh, naturalmente questi stati generali hanno voluto coinvolgere tutta la costa veneta, quindi partiamo da Chioggia, che è la nostra prima e più grande marineria, una delle più grandi d'Italia, poi passeremo al delta del Po, quindi Pila, comune di Porto Tolle, passeremo alla laguna nord con Caorle e chiuderemo questi stati generali a Venezia, parlando anche in un'ottica di distretto di Alto Adriatico insieme alle regioni Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna. Beh, naturalmente i problemi sono complessi e tra di loro anche interconnessi. Parlando di acquacoltura, parlando delle nostre lagune, un elemento di straordinaria importanza è dato dalla manutenzione che l'uomo deve fare di questo ambiente e che è l'unica soluzione per poter far sì che le nostre lagune, nonostante le avversità climatiche che naturalmente vanno gestite, può permettere la continuità del lavoro dei nostri pescatori. Su questo quindi un piano di investimenti nelle nostre lagune che ne permetta la manutenzione insieme ai pescatori che sono i primi conoscitori del territorio, ben ricordando che la presenza dei pescatori è garanzia non di sfruttamento, bensì al contrario di gestione della risorsa ambientale, delle lagune e del mare e quindi della possibilità che questi siano ambienti produttivi e che vi sia un vero equilibrio in termini di sostenibilità. Una battuta al volo per chiudere: abbiamo avuto il caro gasolio, abbiamo avuto la siccità, abbiamo avuto la pandemia, abbiamo toccato il fondo e possiamo pensare di ripartire? Oppure, come si diceva una volta, No, non dobbiamo scavare, bisogna ripartire. Certamente il mondo della pesca ha delle radici molto profonde in Veneto. Io dico sempre che i pescatori hanno un legame non solo da un punto di vista occupazionale e lavorativo rispetto all'attività che svolgono, ma fare pescatore non è un lavoro come un altro. Hanno un profondo legame con le nostre comunità, con la comunità veneta, con le nostre città costiere e quindi hanno un valore identitario e culturale che va preservato. Quindi io direi che solo con i nostri pescatori
pescatori con la loro sapienza, la loro professionalità e stringendo una grande alleanza con il mondo della pesca potremo trovare quelle soluzioni che ci permetteranno di affrontare le difficoltà che via via si manifestano. Non possiamo pensare che non esistano i problemi vivendo in un ambiente naturale, lavorando sul mare, lavorando sulle lagune, sono delle situazioni che vanno gestite in un'ottica di ordinarietà, anche se dobbiamo sottolineare come vi siano stati fattori mai visti prima negli ultimi anni. Grazie Assessore, alla prossima. Arrivederci a voi e buon lavoro. Grazie.